voce vai a profumare, quante canzoni fai cantare due voce, quanta sospiri mamma, ma fai a mormoriare tutte canzoni amate, perché tu vieni e dici innamorata, Anna canta, Anna canta, che pure amore passa e non muore, e chi ha voluto bene si sente vinto e bene, che ardente gioventù, ma Gesù tu. Chi poteva, più di lei, raccogliere l'anflotto e l'affetto di quel grande gigante che fu e è Mario, se non una delle 3 figlie che fu più vicina al papà, perché seguiva al piano tutte le sue composizioni. Signori, la gentile signora Bruna Gaeta Catalano. Prima di sedermi al pianoforte, io non amo il microfono, non mi trovo. Dunque, prima di sedermi al pianoforte, io voglio ringraziare gli amici di questa bellissima associazione che questa sera hanno veramente commemorato nostro padre. Per cui bisognava ricordarlo a un anno dalla morte. Ed anzi, col fatto che papà morì il 24 giugno del 61, ricorreva una data già particolare di nostro padre, perché papà si chiamava Giovanni Gaeta e guarda caso morì proprio il giorno del suo onomastico e nel 43esimo anniversario della battaglia del Piave, di cui quest'anno ricorre l'80° anniversario. E non se n'è ricordato nessuno. E fra pochi giorni avremo l'80° anniversario della vittoria, l'unica vittoria italiana. E non se ne parla proprio. Facemmo 2 grosse manifestazioni e fu proprio in quelle occasioni che io sentii il dovere di raccogliere alcuni motivi di papà per farne una suite di musica classica, lasciando l'impronta della musica popolare così come l'aveva concepita papà. Eccomi qui.
per la cortese partecipazione. Vi prego di applaudire gli artisti che hanno reso possibile questa bella serata, in onore di E. Amario. Il maestro Rosario Amabile, Luciano Capullo, Sasà Bruno, Mario Palestra, Maria Luisa Vaino, Bruno Basulto, Enzo Masciglione, Nora Palladino, Tino Cavagnano, Lina Iannalino, il giornalista scrittore Max Baio, la pianista Bruna Gaeta Catalano.